Buon pomeriggio dal Palazzetto San Valentino, si sfidano oggi Eco City Cisterna a Castelfontana per un grande pomeriggio di calcio a 5. Cisterna che si presenta in maglia grigia e attaccherà da destra verso sinistra, in maglia blu ospite il Castelfontana, altra gara fondamentale per il Cisterna per consolidare il primo posto e per salutare i secondi a marzo, così come ha pronosticato il presidente. Primo minuto di gioco che trascorre, il calcio d'angolo che sta per essere battuto da Terenzi, pallone dietro per il tiro, la parata di Pasqualucci in angolo, il primo tiro è di Sanchez, essere attaccato, provano gli avversari, la riprendono con Conti, salgono gli uomini del Castelfontana che sembrano prendere confidenza con le dimensioni del campo, il pressing comunque del Cisterna è impetuoso nei confronti degli avversari. Infatti la perdono, c'è Sanchez che adesso prova in mezzo e c'è un gol mostruoso di Sanchez che lo dedica alla curva, il controllo di destra, il tiro di sinistro all'angoletto, pressing efficace, 1-0 Eco City. Il gol di Sanchez apre le danze di oggi, Castelfontana che ancora deve prendere le misure probabilmente con le distanze, il pressing messo in atto benissimo dall'Eco City, vantaggio quindi Cisterna qui in casa. Intercettato, può provare il tiro, in mezzo la palla intercettata nuovamente da Terenzi, ora Conti cerca di testa, i due indietreggiano, Conti, la giocata, troppe maglie grigie, Rosati, il tacco verso il tiro, il gol di Saccaro, tacco di Rosati, controllo di Saccaro di sinistro e dentro trafitto Pasqualucci, 2-0 così. Il dialogo sulla sinistra da parte del Castelfontana che però viene come al solito pressato, il tiro, attenzione, ha rischiato Pasqualucci, la palla comunque resta viva, ottima aggressione del Cisterna, il tiro di Jacobelli, gioco di gambe, il pallone in mezzo, filtra, c'è il tiro, prova la giocata, niente da fare, tanto riparte il Castelfontana che tira ed è fuori, occasione entrambe le parti. 19esimo minuto di gioco, la palla per il tiro, la mura Fontana che adesso con Pratesi tiene il possesso, prova a insidiare la difesa, c'è un fallo sul numero 25 da parte di Rosati. Cialis intanto prova il tiro, chiede una deviazione, non c'è secondo l'arbitro, c'è secondo l'altro arbitro, quindi sarà calcio d'angolo, deve controllarsi da Giordani, lo attacca, pallone scambiato male, il pallone, attenzione, Saccaro viene, c'è un time out a favore dell'Eco City. 3-0 il risultato, ospiti qui non solo il Castelfontana ma il pubblico del Pro Cisterna che sta dando spettacolo oggi nella presentazione della presidentessa. Alice tocca il tiro, la parata di Ciarla, il tiro ancora di Alice, mette i brividi. Squadra di casa, prima, seconda vera occasione per ora del Castelfontana. Saccaro che cerca e trova Petrone, Giordani dietro, bene per Saccaro che alza lo sguardo, cerca Rosati, il pallone si muove orizzontalmente con sicurezza, cerca di un'imbucata veloce, forte adesso, va verso Saccaro che la stappa col petto, la tiene in gioco, il tiro, Murato. C'è intanto il duplice fischio negli spogliatoi, le due squadre. 3-0 il risultato a favore del Cisterna che controlla la gara, muove bene, cerca anche l'avversario, esca con il press che per aumentare il parziale. Ci aspettiamo però una gara diversa da parte del Castelfontana per cercare di riavvicinarsi, anche se questo Eco City sembra in formissima. Pronto per il fischio d'inizio, da adesso l'arbitro, si può iniziare con possesso l'Eco City. Ancora
dialoga con Sanchez, Cardoso, nuovo entrato, Terenzi, affida dietro, malinteso tra i due, dietro si torna a Ciarla che può impostare, ora pallone Zaccaro, chiuso, Paratesi per Ales che può provare a sfoderare un tiro, la parata plastica di Ciarla, tanto Rama dietro, attenzione il tiro, ancora murato però addosso a Paratesi, evita il gol, questa parata di Ciarla, Lego City. 31esimo minuto di gioco, lo scambio, ancora Terenzi, giocata, non riesce Cardoso, ricomincia Rosati che punta l'uomo, ce l'ha sul destro, il tiro, la parata, la palla dietro, deve uscire il Castel Fontana adesso, reimpostare, tanto la palla nuovamente per Alice che prova il tiro, la parata di Ciarla, nulla l'iniziativa di Alice, il più propositivo degli uomini in maglia blu ospiti oggi, c'è Rosati. Tempo, attenzione, Terenzi due volte, c'è la parata di Pasqualucci, poi il tiro, fuori. 32esimo minuto, attenzione Sanchez, prova il tiro, il gol di Sanchez, sembra tutto molto semplice per Lego City, anche se non lo è, c'è il quarto gol siglato da Sanchez, abbracciato dai compagni, si rimetterà la palla a centrocampo, quarto gol. Reazione del Fontana che sembra essere un po' troppo timida per le sicurezze ormai consolidate del Lego City tra pressing e distribuzione dei palloni, il controlli e gestione del vantaggio. Sembra una macchina pressoché perfetta questa di Angeletti. Imposta Terenzi, scambia nuovamente. Pallone in avanti, ottimo il gol del 5-0 del Cisterna ad opera di Moita, consolida il vantaggio e dimostra che le azioni veloci a rete sono marchio di fabbrica di questa squadra. Conti alza la testa, cerca compagni, deve restare sulla propria metà campo, attenzione c'è il tiro, la traversa di Petrone, un pressing che sta funzionando all'inizio partita, battuta Carossi, serve dall'altra parte Conti che cerca compagni liberi, c'è Rosati che prova il tiro, la parata di Pasqualucci, evita il sesto gol, chiesta la distanza, pallone dietro, Rosati per Moita, ancora Rosati, serve Petrone che gira in mezzo, attenzione l'errore, il tiro, il gol del Castel Fontana con Conti che il capitano ci credeva più di tutti, respira così il Castel Fontana, il gol dell'1-0 è di Conti. 36esimo minuto di gioco, primo gol del Castel Fontana che accorcia le distanze anche se troppo ampie per poter sperare in un ribaltone, purtroppo anche la differenza tecnica e di motivazioni da parte dell'Lego City. Comunque ottima l'azione di Conti, applausi per il capitano che dà l'esempio. Intanto ancora Conti, attenzione c'è un contatto, un fallo chiamato ai danni di Petrone che riceve il giallo. Pallone, il tiro di Alice, la parata è gettata in avanti, Castel Fontana che ci riproverà, animato dal primo gol segnato da Conti. Pallone tanto per Alice che prova la giocata su Ciarla che si fa trovare pronto, Rosati imposta l'azione, affida a Jacobelli, in avanti Zaccaro, serve Jacobelli in mezzo a due, non c'è fallo secondo l'arbitro, sale intanto Conti che prova il tiro, è alto.
C'è Rosati che prova il tiro, la parata di Pasqualucci, il tiro e il gol, no anzi è fuori, non è gol questo di Saccaro, peccato, buona conclusione di Rosati. 46esimo minuto, scambio con Cardoso che prova ad andarsene, il tiro sul palo, la palla torna a lui, intanto può provare una giocata, Alice gliela recupera. Ultima fase di gioco, ultimi secondi, triplice fischio assegnato all'arbitro, 5-1 finisce così l'Eco City Castelfontana, gara valida per il primato in classifica per l'Eco City che allunga a 9 punti in attesa della trasferta della gara del Pomezia. Terzo tempo tra le due squadre riconferma l'Eco City la propria imbattibilità e allunga a 9 punti, saranno 6 in caso di vittoria del Pomezia. È comunque l'obiettivo concludere a marzo il primo posto per la qualificazione direttamente alla fase successiva, categoria successiva. Qui dal palazzetto San Valentino da Calcio a 5 Live